Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Buon mercoledì 11 di novembre. Eh sì, io penso che tutti i siciliani stiano come sempre rispettando la tradizione, quindi avranno iniziato la propria colazione senz'altro con il San Martinello e il caffè. Beh, buona tradizione sempre, parliamo di identità, qualità e provenienza e permettetemi di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie, 259.814 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente e diciamo quotidianamente non molliamo, non molliamo, aiutiamo le nostre aziende, partiamo da noi www.iocomprosiciliano.com è il nostro marketplace, marchio Io Compro Siciliano, dove troverete eccellenze siciliane, oltre 50 aziende, 2000 articoli che parlano di noi, del nostro gusto, delle nostre tradizioni. Pensate, all'interno del nostro portale troverete anche le ricette tradizionali, quelle della nonna, quelle conservate all'interno del cassetto, quelle addirittura conservate all'interno dei monasteri. Visitate il nostro portale perché sarà veramente una Sicily Experience, un'esperienza dal profumo siciliano. E parliamo di questa settimana. Questa è una settimana veramente speciale, l'abbiamo voluta dedicare agli artisti, alle eccellenze siciliane, sì, a quegli artisti che hanno scelto di vivere in Sicilia e di portare la nostra sicilianità all'interno dei loro spettacoli, all'interno della nostra esperienza meravigliosa da pubblico. Sì, attraverso poi il racconto della quotidianità ed è proprio lì che poi ci rispecchiamo e ridiamo tanto quando vediamo in quelle riflessioni fatte dai nostri attori, rivediamo noi stessi. L'ospite di oggi è un grande artista, un grande attore, cabarettista, lui è anche scrittore ed è anche un eccezionale poeta, avremo modo di parlare anche di questo. Lo vediamo, lo abbiamo visto sui palcoscenici della nostra meravigliosa Sicilia, ma l'abbiamo visto anche in giro per il mondo, ci racconterà un po' dei suoi spettacoli, sempre attraverso il racconto poi della lingua siciliana per saltare da quello che poi è un po' il suo ruolo da attore brillante, da cabarettista, ma anche da attore serio, perché i suoi monologhi sono un po' anche dei monologhi grotteschi, divertenti. Insomma, signore e signori, oggi avremo un ospite eccezionale che è Marco Manera. Ma prima di chiamare il nostro ospite, dobbiamo assolutamente, popolo di Io Compro Siciliano, mandare questo servizio giornalistico che è stato realizzato direttamente per voi. Servizio. Salve a tutti, ecco le notizie principali di questi giorni. Non invitate a mangiare più di 6 persone perché il vicino potrebbe farvi la spia. Panico alla Camera dei Deputati dove ogni giorno si riuniscono almeno 600 persone per mangiarsi l'Italia. La Chiesa è disponibile ad aiutare tutti gli attori che sono rimasti senza lavoro a causa della chiusura dei teatri. Da domani in tutte le sacrestie d'Italia parte Preghieras Got Talent. Tutti gli attori potranno inviare il loro curriculum per leggere durante la messa la preghiera dei fedeli. Per quelli più bravi che sanno anche cantare è disponibile il posto di primo corista per l'Alleluia. E secondo una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che il 2020 fosse un anno di merda era chiarissimo, solo che noi non l'abbiamo capito perché era asintomatico. Il Papa ha aperto alle coppie gay. I cardinali non sono d'accordo. Qualcuno addirittura ha detto al Papa: pazza! Ti graffio! Questa era l'ultima notizia per oggi, ma mi raccomando, nonostante tutto, continuiamo a sorridere. E continuiamo
a sorridere direttamente dal nostro studio giornalistico, perché adesso soltanto per il pubblico siciliano, soltanto per gli amici siciliani abbiamo un servizio dedicato proprio a loro, e per farlo ci colleghiamo con la nostra inviata Katiuska. Katiuska, dove sei? Ed eccomi qui, grande Marco Manera, grande Marco Manera. Oggi ospite del nostro live delle 12 abbiamo un'eccellenza artistica, abbiamo un attore veramente di grande carisma che è Marco, e oggi lo conosceremo un po' sotto tanti punti di vista, lo Ma conosceremo anche sopra, ma anche di lato. sopra, Non sotto, per forza ovunque, lo sopra, vogliamo sopra. conoscere, lo vogliamo conoscere. Beh, Marco è un, così come vi dicevo, è un attore, ma anche un autore, ed è anche un bellissimo e bravissimo poeta. Senti Marco, io vorrei iniziare proprio, devo dirti, dalla tua parte seria. Marco inizia la sua avventura artistica con un grande maestro, che è il maestro Arcursio Di Leo, tanta esperienza, veramente tanti anni, era circa il 1990-1991, insomma comincia veramente tanti anni fa, poi comincia anche la scrittura con tanti testi teatrali, tanti monologhi, perché lui Hai dice che studiato, bravo. ho studiato tanti monologhi, comincia anche a rappresentare il teatro siciliano nel mondo, ma Marco Manera, senti, tu Cuccio sei... fa fare a chi? Cioè... Senti Marco, io ho avuto modo di intervistarti più volte e con te è sempre una bellissima avventura, perché mi piace molto il tuo entusiasmo, la tua carica energetica. Non ti sei fermato davanti a nulla, nemmeno davanti a questo periodo così molto difficile. Adesso parleremo anche di quello che è il lavoro degli artisti, dico il lavoro degli artisti, perché spesso si pensa che l'artista faccia questo lavoro un po' per hobby, e no, invece è una scelta, è proprio una scelta forte, una scelta consapevole, e oggi il lavoro dell'artista, anche questo, vive un momento di grande difficoltà. Marco, però tu non ti sei fermato davanti a niente, partiamo dal tuo matrimonio. Diciamo che fra tutte le sciagure del 2020 c'è pure chista. Tra tutte le sciagure del 2020 incominciamo. Peraltro ieri abbiamo festeggiato un mese di matrimonio, quindi è pure scaduto il diritto di recesso, quindi Ormai ti consumasti! me consumai al definitivo, quindi tu immaginati tutto sto bordello, c'è pure il matrimonio. E vabbè sì, d'altronde allora dunque, chi fa il mio lavoro, e soprattutto chi fa il mio lavoro per quanto riguarda la comicità, sa perfettamente che noi lo facciamo, e lo facciamo anche come se fosse una missione. Nel senso che il nostro compito è quello di alleggerire, il nostro compito è quello di riuscire a donare tranquillità, leggerezza, felicità, sorrisi, anche e soprattutto nei momenti nei quali non ci sarebbe niente da ridere. E io lo faccio, continuo a farlo, nonostante, insomma, come tutti sapete, è inutile che io adesso qui mi faccia il pippone dei teatri chiusi, di noi che non lavoriamo. Io l'ultimo spettacolo l'ho fatto il 24 febbraio e poi ho fatto 4 date in estate, ma niente di particolare. È inutile che io mi faccia il pippone, però il mio compito, il compito di chi come me, insomma, è un personaggio pubblico e quindi va al pubblico, è quello di riuscire a donare leggerezza a chi leggerezza non ne ha. E anche l'idea stessa di fare un matrimonio nel 2020, poco prima, noi ci siamo sposati con Sofia praticamente la settimana prima che mettessero il limite dei 30 invitati. Quindi in cucciaio pure un perché ne ha a metà 120, ma tu immagini, la settimana successiva sarebbe andata anche me. Però con mia moglie, adesso mi viene proprio difficile a dirlo, cioè, Meravigliosa! cioè, con mia moglie adesso Sofia, praticamente sentilo quanto è bello quando dice mia moglie, hai visto? mi viene i canci, mi viene. La cosa, aneddoto,
il giorno successivo al matrimonio ci svegliamo e io mi faccio la doccia, lei ancora dormiva, io mi faccio la doccia e esco dalla stanza e sento lei sotto le coperte che mi vocia la fede! Mi ero dimenticato, Ida già aveva capito che io mi ero dimenticato Ha la fede. fatto bene, ha fatto Tuttora assolutamente bene. non me la Vediamola. metto, non me la metto. Dov'è? Cioè, Dov'è? K, la o K? Cioè, aspetta, Cioè, ecco, la o K, ma bisogna non me la metto, metterla. muscordo. Però vedete, anche questo, abbiamo deciso di sposarci nel 2020, a ottobre del 2020, perché per mia natura io ho bisogno di dare positività alla negatività. E questo ho fatto poi in fondo, questo faccio tutti i Grande, giorni. grande, grande Marco. Senti Marco, ci sono già dei messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri amici sulla nostra Insulti? diretta. No, 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 sono bei messaggi, Pensaci. assolutamente. Noi abbiamo un popolo di Io Compro Siciliano, sono 260.000 siciliani che ci seguono da ogni parte del mondo, meravigliosi. Io dico sempre, io ogni giorno li saluto e dico buongiorno a voi cari amici. Pensa, ho 260.000 amici che ci seguono. Ne approfitto anche per ringraziare in regia Paolo Gatto, grazie Paolo, grazie a Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, e a tutto il team di Io Compro Siciliano. Ma leggiamo adesso i messaggi. Allora, abbiamo Salvo Renda, ciao chef. Beh, anche Salvo Renda, il nostro chef, fa parte del team di Io Compro Siciliano, quindi un grande saluto a te Salvo e soprattutto il messaggio a tutti i ristoratori, a tutte le attività. Teniamo, 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 teniamo forte, non molliamo e soprattutto a tutto il popolo di Io Compro Siciliano dico telefonate, ordinate tutto quello che è possibile, fate arrivare a casa vostra veramente la pizza e Ma così posso dal dire una caffè, cosa? tutto. Sì. Una cosa estemporanea mi viene adesso perché stavo pensando al fatto che ieri, 2 giorni fa, è arrivata la notizia che c'è un'azienda che ha trovato un vaccino, no? Che è la Pfizer, che è la stessa produttrice del Viagra. Adesso vedi che si è materializzata l'idea del teniamo duro e funzionò. Ma tu lo immagini? Teniamo duro, e ce vo, e mo ce vo. Senti, leggiamo questi messaggi. Allora, abbiamo Salvo Renda, lo chef, che diceva buongiorno Katiuska, sempre solare e brillante. Un bacio a te, grande chef, forza. Vincenzo Spinelli. Vincenzo è un bravissimo artista siciliano che disegna veramente delle opere bellissime. Lo avremo presto ospite da noi e dice sempre buongiorno a tutti. Vincenzo, un grande bacio a te. John Blandi da New York, John ci segue da New York, ciao caro amico, buon mercoledì, Biddazza a te e al tuo ospite, quindi saluti anche a te da New York. Patrizia Cellini, lei fa parte del team di Io Compro Siciliano, buongiorno in allegria, ci vuole in questo momento storico della nostra vita, è vero, tanta allegria, ed è proprio vero. Abbiamo Piera Scaccianoce che dice buongiorno a voi e un saluto particolare a Marco, quindi come vedi arrivano i saluti per te. C'è sempre Piera che dice il valore del lavoro dell'artista è incommensurabile, donandoci sorrisi, spunti di riflessione e tanta leggerezza. Ci mancate tanto. E beh, questo è veramente un messaggio molto bello, Marco, e devo dire mi associo Vuol dire che perché abbiamo seminato bene, che seminiamo bene, l'importante è questo, continuare a seminare. Io cerco di farlo ogni giorno, nascondendo magari i problemi, ma cercando insomma di seminare, continuare a seminare, perché poi alla fine il rapporto che un attore stabilisce con il pubblico è un rapporto di energia e quando io poi ritrovo questa energia nella gente che mi incontra, che mi riconosce, mi riconoscono addirittura sotto la mascherina, che è una cosa per me meravigliosa, e allora io capisco che ho seminato bene e che tutti noi abbiamo seminato bene, non solo io, ma tutti i miei colleghi che facciamo questo lavoro. ed è vero Marco, e io mi associo anche al messaggio di Piera di poc'anzi, è vero, è proprio vero. Maria Antonietta De Luca, ciao cara amica, ciao, ma che belli, dice Maria. C'è Mauro Todoro, e beh, Mauro è ambasciatore del sorriso, chi non conosce Gogol? Gogol è quell'omino giallo sorridente che viene praticamente consegnato a tutte personalità nel mondo del sociale, dell'arte, ed è proprio questo
grande simbolo di solarità, di allegria. Pensate, Gogol è stato consegnato persino al Papa, e quindi ciao grande Mauro, un bacio a te. Penso che Marco potrebbe essere anche lui fra i possessori di Gogol, ne sono certa. Abbiamo sempre Piera che dice: facciamo flick e flock, lo scrivevo leggerezza e tu l'hai nominata. Beh, Il faraone Palermo, caro amico, grazie per essere collegato anche oggi. Buongiorno carissima Katia Scuzza, e al simpaticone, bravissimo artista Marco. Fa sempre ridere, solo vedere la sua faccia è allegria. Hai visto? evviva. Continuiamo, abbiamo Peppuccio Pecoraro. Peppuccio, ciao Peppuccio. Peppuccio è un bravissimo musicista, scrittore, si dedica sempre alla nostra Sicilia con grande forza, entusiasmo ed energia, quindi un saluto speciale a te Peppuccio. Dice grazie Katiuska e grande Marco Manera. Continuano ad arrivare messaggi per il meraviglioso Marco. Marco unico, dice Maria Antonietta De Luca. Patrizia Cellini, tanti saluti alla meravigliosa Queen Sofia. Hai capito? Vedi? I saluto Qua ubiri ce l'ho pure. accicciata tipo, per ora sarà dietro Ma la senti, porta che ma ascolta. sta sentendo l'intervista? No, non c'è, oggi è uscita la Ah, cosa è fiducia. Perché, uscita. capito, io vado a fare la spesa, capito? Ma spendo un sacco di soldi. E Cioè, io la vabbè. spesa la devo fare io, perché l'ultima volta che Sofia è No! andata a fare la spesa ha comprato 3 cose e spendivo 70 euro. Che io dico, ma com'è possibile? Sofia è così, Sofia è Queen, Senti, è ma tu Queen. devi dire a Sofia una cosa, Eh, che se si collega al nostro sito, al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, vi arrivano a casa direttamente prodotti siciliani di qualità, eccezionali. Che cosa vuoi di più? Tu hai anche risparmiato, Marco, secondo Assolutamente, me ma per non solo, quanto... io sono testimone oculare di quello che dici, perché molto spesso, adesso non farò i nomi, però molto spesso mi capita di essere testimonial di alcune di queste aziende siciliane che sono presenti anche sul vostro portale, e posso testimoniare, insomma, che si mangia bene, si vive bene, al di là del mangiare, tutto quello che è siciliano si compra bene, e soprattutto si aiuta la nostra economia, anche perché anche io per esempio sono un prodotto siciliano e sono in vendita, quindi ma i miei spettacoli sono in vendita, stiamo attenti. Sei, una cosa però è certa, una cosa è certa Marco, ed ecco perché questa settimana l'abbiamo voluto dedicare agli artisti. Una cosa è certa, che sei un'eccellenza siciliana e quindi dovevi assolutamente essere con noi, grande Marco. Io ti Eh, ringrazio. fra poco continuiamo a leggere i messaggi da parte dei nostri amici, continuate a scrivere, 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 perché leggeremo i vostri messaggi fra poco. Però ancora qualche battuta con Marco e ritorniamo di nuovo da voi, cari amici. Continuate a scrivere nel frattempo. Senti Marco, Sì, hai scritto anche monologhi per attore solo. eh sì. Attore solo. Allora, i monologhi per attore solo sono, allora, in verità era uno spettacolo che si chiamava Varietà per attore solo, perché nasceva dal, e poi vedi si riallaccia un po' tutto. Io ho abitato qualche anno della mia vita a Roma, insomma, ho cominciato a fare il teatro di prosa in compagnia con altri attori, e a un certo punto ho deciso di fare l'attore da solo, di fare i monologhi. E da chi potevo prendere ispirazione se non da Gigi Proietti, il quale ci ha insegnato a noi tutti che facciamo questo lavoro un modo di fare teatro, appunto per attore solo, che però metteva in campo una cosa che ha inventato poi Gigi Proietti come tecnica teatrale, che è la contaminazione di generi, no? Mettere insieme cose che apparentemente non hanno nulla a che fare, quindi senza regia, e che però riescono a suscitare talmente tanta gamma di emozioni all'interno di uno spettacolo da riuscire a essere una cosa esplosiva. E allora, quando nacque Varietà per attore solo, la mia idea era quella di riuscire a realizzare un varietà che in genere è fatto da un sacco di gente, orchestra, ballerini, monologhi, prestigitazione, canto, di quella, però riuscire a farlo per un attore solo. Per cui ero soltanto io in quello spettacolo, adesso non ci riuscirei perché mi manca Ociato, però ero soltanto io che per 2 ore facevo tutto, cantavo, ballavo, suonavo, recitavo capriole, cambi di abito, personaggi, cose unamboliche.
Meraviglioso. Senti Marco, tu hai scritto, ed ecco poi che entro in quello che è Marco Poeta. Mi capita di leggere e rido tanto, sorrido tanto perché ci fai tanto sorridere quando leggiamo le tue pubblicazioni, i tuoi messaggi su Facebook. Ci fai ridere, ci fai riflettere nello stesso tempo, ma devo dirti che proprio l'altro giorno ho letto questa bellissima poesia che è dedicato al grande maestro Gigi Proietti e mi sono anche tanto commossa, e mi è piaciuta moltissimo la tua scrittura ed è venuto ancora una volta fuori questa tua grande delicatezza da attore e da artista, e quindi volevo farti i complimenti e invitare tutti gli amici ad entrare all'interno proprio della tua pagina per leggere questa meravigliosa poesia che è dedicato al grande maestro Gigi Proietti. Io ti ringrazio, devo dire che è una cosa che è sgorgata dal cuore la mattina stessa. Io sapevo che non stava bene, insomma, noi diciamo un pochettino più addetti alla situazione sapevamo insomma che c'era qualche problema, e poi abbiamo tutti appreso della sua scomparsa. Allora dal cuore, sai, è sgorgata questa poesia, che poi in fondo era una di quelle cose che piaceva a lui, i sonetti, no? I sonetti in romanesco. Allora ho tirato fuori quella mia anima romana, insomma, di quegli anni che io ho vissuto lì, e ho tirato fuori un po' delle emozioni che in quel momento c'erano. Io credo che non dico nulla di nuovo, io credo che non ci sia stato nessuno in Italia che non si sia commosso della scomparsa di Gigi Proietti, perché Gigi Proietti ha rappresentato un caposaldo, insomma, sia per il teatro, sia per la televisione, sia per il cinema. Mi dispiace, ecco, che sia ricordato soltanto per le barzellette. Gigi Proietti non era soltanto il Cavaliere Nero o Nemeron per K, era anche tanto tanto altro. Mi piacerebbe che fosse ricordato anche per tutto il teatro, tutto quello che ha dato. Un grande attore. Sicuramente è stato un momento di commozione per tutta l'Italia, e quindi io mi sono sentito di esternare quella commozione che in quel momento avevo, e sono contento che poi questa poesia, questo sonetto, senza pretese per carità, ha avuto un grande riscontro, ha fatto un po' il giro d'Italia. Bellissimo, veramente bellissimo. Senti Marco, torniamo ai nostri amici che hanno continuato nel frattempo a scrivere. E leggiamo, gli amici scrivono. Allora, partiamo da Mauro Todaro. Dice: dare positività alla negatività. Assolutamente sì, ne abbiamo una conferma. Assolutamente. Continuiamo. Maria Antonietta De Luca dice: Katiuska, ma quanto... grazie Maria Antonietta. Tra l'altro detta da un'amica bella come te fa ancora più piacere. Un bacio, grazie Maria Antonietta. Giuseppe Campo, buongiorno. Ciao Giuseppe, benvenuto. Andiamo ancora a Mauro Todaro che dice: non perdiamo il sorriso e la speranza e sicuramente teniamo duro. Ancora abbiamo Antonella Contigalletti, tornando poi al discorso di qui sopra. Buongiorno a voi carissimi, dice Antonella. Ciao cara amica, ciao, un saluto a te, a tutta la città di Termini Imerese. Ciao, ciao bellissima amica, ciao cara, grazie per essere con noi. C'è Stema. Buongiorno, ciao, buongiorno, benvenuta. Maria Antonietta De Luca dice: che bella energia che emanate, assolutamente, sempre positivi. C'è Angelo Casà. Angelo è un poeta, è un carissimo amico, leggo con piacere questo messaggio che dice: buongiorno Marco, ci mancate. Perché non si organizza un teatro virtuale con un po' di grandi siciliani per farci divertire in spensieratezza? Grazie Katiuska per tutti questi momenti. Grazie Angelo, grazie. Eppure sai Marco, devo dire che mi sa tanto che dobbiamo mettere su, aspettando il nostro meraviglioso pubblico, dobbiamo mettere su un bello spettacolo per i nostri amici del popolo di Io Compro Siciliano. Mi sa tanto che questa facciamo delle edizioni speciali, Marco? Va bene, cosa? Sì, ne possiamo parlare. Ne possiamo discutere, c'è bello cuore, cioè non è che per me non deve mancare. Dico. Continuiamo a leggere questi messaggi. C'è Patrizia Cellini che dice: Marco Manera è tra gli artisti che gratuitamente ci ha onorati della sua presenza
durante gli spettacoli che organizza Vito Restivo per raccogliere fondi per realizzare progetti in Africa. Ho Sì. l'occasione come presidente dell'associazione Vivi e Lassa Viviri e ti ringrazio. Beh, grazie Patrizia per questa testimonianza. Ancora dei messaggi, leggiamo questo di Lidia Prestana. Ciao Lidia, grazie per essere con noi. Buongiorno Marco, io ti seguo in macchina saltellando, scrivo perché mio marito guida, ma ci tengo a salutarti, sei un simpaticone. Beh, come vedi, continuano i Io nostri sono amici a felice, però a scrivere. me, C'è lo ora a chef me, da Montemaggiore che ci sta seguendo, complimenti, arrivano i complimenti, lui è a Sciacca. Ciao grande chef, grazie per essere con noi. Ed ancora continuiamo, bellissimi messaggi. C'è Vincenzo Spinelli, che è l'artista che abbiamo salutato poc'anzi, che dice sorridere e far sorridere è arte e quando lo si fa con passione, come in questo caso, riempie il cuore. Beh, ma che bel messaggio. Ancora Mimma Nicolosi Palana dice: da questo grande spavento usciamone sorridendo. La Sicilia ha grandi artisti come Marco che possono aiutarci ad alleggerire con la loro grande professionalità e cuore. Vi seguo spesso con affetto da siciliana che è tornata a casa. Mimma, io ti mando un grande bacio. Tra l'altro abbiamo avuto anche Mimma ospite da noi. John Blandi dice complimenti Marco, non ti conoscevo. Lui scrive da New York, ma mi piace il fatto che ti esprimi così in siciliano. Senti, torniamo bene. a te Marco. Senti Sì, sì, Marco, ti faccio una domanda, sì. ma ti manca il pubblico? Beh. Tantissimo, tantissimo. Il pubblico è la mia fonte di alimentazione, davvero, perché poi, ecco, per citare ancora Gigi Proietti, quando gli facevano gli applausi a Gigi Proietti, diceva quasi sempre, noi ce campamo così. Noi sul palcoscenico, noi molto spesso, e questo è anche un problema di noi attori, tu lo sai benissimo perché anche tu sei un'attrice, molto spesso noi attori accettiamo anche condizioni penose di lavoro, ma perché? Perché amiamo stare lì e goderci il nostro pubblico e i suoi applausi, le risate. Per uno che come me fa la comicità, voi non avete idea che cosa meravigliosa che è. Io salgo sul palcoscenico con la... Io il 24 febbraio ho fatto uno spettacolo a Ragusa con la febbre. Io ho fatto lo spettacolo, la gente si è divertita e quelle risate, cioè, io praticamente ero capere alta, cioè, mi sentivo galleggiare nell'aria, non ne capivo niente, però fortunatamente lo spettacolo lo sapevo a memoria, però le risate, gli applausi, quell'atmosfera di bellezza, di festa, ecco, per me lo spettacolo è una festa. Io ogni volta che faccio uno spettacolo mi stupisco sempre, dopo tanti anni anche, perché quando li vedo arrivare, quando vedo arrivare le persone, quando vedo le persone che fanno la fila al botteghino, è come se fossero, se io li avessi invitati a una festa e quella sera loro mi avessero onorato della loro presenza alla mia festa. E quindi io non posso non fare il modo di fare veramente le umane, le divine cose sul palcoscenico, perché mi danno l'energia. Ecco, se tu mi chiedi cosa mi manca del pubblico, ecco, è il mio nutrimento, la mia energia, la loro presenza. Tra l'altro, Marco, quello che stai dicendo tu, devo dire, lo diceva anche ieri Ernesto Maria Ponte, perché Ecco. diceva per voi attori brillanti. È molto, molto fondamentale proprio questa interazione col pubblico, no? Quanto è importante. E poi devo dire che molte delle battute, io sono venuta per esempio ad assistere anche a tuoi spettacoli, l'ultimo che ho visto eravamo al Teatro Golden, ricordi? E io devo dire, molte cose nascono poi lì, no? Cioè nel senso che è Certo. proprio questa sinergia col gruppo e col pubblico e poi molte cose nascono proprio lì e sono forse poi le cose proprio più Ma sì, divertenti. ma assolutamente, ma tu pensa, quando in platea noi ci troviamo, che ne so, uno che ride, una persona che ride in maniera strana, ma io mi faccio mezzo spettacolo con chi. Cioè, tu immagini quando tu noi incontriamo queste persone in seconda fila, in prima fila, che ci hanno risata col risucchio. Ah, E io lo so, ogni,
Io lo so, perché sono stata tua vittima, lo so E io proprio là volevo arrivare. Esatto, sono stata tua vittima. Senti, c'è un messaggio che arriva da Angelo Casà, che dice: il siciliano vero è colui che si spende senza pretese. Marco oggi ed Ernesto ieri, grandi personaggi che sono rimasti umili tra la gente e per la gente, ma come loro tanti altri. Grazie di cuore a tutti voi e grazie anche a te, Katiuska, perché anche tu sei tra tutti gli umili. Con i problemi che ci sono, riesci a dare speranza e positività. I siciliani unici, eh sì, i siciliani proprio unici, grande Marco. C'è ancora un messaggio che mi piacerebbe leggere di Biagio Taravello che dice: buongiorno, complimenti per tutto. Oltre al bel lavoro che svolgete per dare visibilità alle varie aziende siciliane, si potrebbe parlare anche delle opportunità, delle agevolazioni che un giovane siciliano potrebbe sfruttare per realizzare un'azienda, così da spronare i giovani all'imprenditoria. Beh, Biagio, io ti ringrazio per questo messaggio e anzi ne approfitto per risponderti. Noi al giovedì e al venerdì facciamo all'interno del live, questo delle 12, due rubriche. Al giovedì parliamo prevalentemente di turismo, eventi, anche qui di arte, e al venerdì invece con Giuseppe Giorgianni, che è uno dei fondatori di Io Compro Siciliano, parliamo proprio non solo di internazionalizzazione, parliamo della digitalizzazione che le nostre aziende devono avere proprio per affrontare questo periodo, e in particolar modo parliamo anche di bandi. Ogni venerdì parliamo di bandi e questo proprio per essere anche Io Compro Siciliano da strumento per tutti coloro che vogliono aprire nuove attività e quindi rimanere qui in Sicilia. Torniamo al grandioso Marco. Marco, siamo proprio alle ultime battute e quindi è scivolata via questa mezz'ora, è volata via velocemente e siamo a chiusura. Beh, noi in questo momento abbiamo un popolo non hai il pubblico lì sotto che ti applaude, però hai un popolo davanti a te di 260.000 siciliani che ti segue dal mondo. Noi speriamo di tornare prestissimo ad applaudire te, applaudire tutti gli artisti siciliani, attori, musicisti, tutta quella che è il comparto dedicato ai costumisti, le scenografie, trucco e parrucco, veramente a tutti, tutti, tutti. Ripartiremo e ripartiremo più forti di prima. Marco, grande Marco, ti do la parola per il saluto a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Ah, tipo, cioè, a questo punto uno dovrebbe fare un discorso che uno dovrebbe dire delle parole tipo, che te posso dire, portate a casa una carezza. E dite che no, chi sta a copiare, non è una miseria, non mi vengono, no, sono felice, che posso dire, sono felice perché allora sono felice per tante cose, sono felice innanzitutto di aver visto Katiuska, non la vedevo da tempo, fortunatamente c'è il web e io riesco a vederla. Sono felice di Io Compro Siciliano perché è un'idea geniale, è un'idea non solo geniale, ma è anche un'idea molto utile perché metterci insieme, noi siciliani abbiamo la brutta abitudine che cerchiamo sempre di fare tutto da soli perché non crediamo nella sinergia, nel gruppo. Invece mettere insieme tante aziende, tanta gente, tanta economia genera sicuramente altra economia. Quindi questo è importantissimo. Quindi sono felice per Io Compro Siciliano. Sono felice di essere stato qui perché mi ha dato la possibilità di poter chiacchierare, mi ha dato la possibilità di poter salutare tutti i nostri ascoltatori, tutti quelli che hanno la bontà di seguire me, seguire Katiuska e soprattutto la mia amica che è in macchina che sta saltellando, io ti sto ascoltando saltellando, non ho Mentre capito, ti ma scrive i messaggi. forse perché le palestre sono chiuse, allora saltata sulla macchina. Vabbè, dico, sono felice insomma di poter donare ecco, sorrisi alle persone. Io cerco di farlo dalle mie pagine Facebook e continuerò a farlo. Mi auguro insomma di vederci il prima possibile, ma nello stesso tempo mi auguro che tutto accada nei tempi giusti. Quindi io non vi dico, ah, per favore, vediamoci il prima possibile. No, vi dico, stiamo attenti
perché più stiamo attenti e prima risolviamo la situazione. E quindi non posso che augurarmi che tutti noi abbiamo il buon senso di prendere le cose con serietà e riuscire però nello stesso tempo a non farci terrorizzare dalla paura che purtroppo molto spesso ci viene inoculata anche volontariamente da determinati organi di stampa che vogliono semplicemente acchiappare un click in più o un mi piace in più. Non facciamoci fregare dalla paura, riusciamo ancora a non incazzarci troppo, perché i social sono diventati un luogo dove ci si incazza troppo, a riuscire a trovare ancora lo spunto per un sorriso, per riuscire a prendere, perché noi siciliani lo sappiamo fare, riuscire a trovare sempre il punto di vista ironico in tutto quello che ci circonda. Noi siciliani siamo bravi, i lombardi un po' meno, ma noi siciliani lo sappiamo fare e quindi lo dobbiamo fare. E dopodiché, appunto, incrociare le dita e comportarci bene. Io, quello che aveva a dire Ulisse, sono felice di essere stato con voi, vi voglio bene, ne approfitto di questo megafono che mi sta dando Katiuska e io compro siciliano per dire a tutti gli amici che mi stanno ascoltando, che mi conoscono e che mi vogliono bene, che il loro bene è assolutamente ricambiato da me, perché senza di voi io non esisterei e quindi esisto e cerco di resistere grazie a voi. Basta. Grandioso Marco, senti, io vorrei chiudere con questo messaggio che arriva da Mauro Todaro che dice: felice di aver conosciuto Marco, grazie Katiuska e a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Marco, noi chiudiamo il nostro appuntamento sempre nel nostro consueto modo. Agli amici che ci stanno seguendo diciamo vi aspetto domani alle 12, domani è giovedì, la rubrica del Chiedimi Pure a cura di Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. Domani parleremo ancora di arte e artisti, quindi mi raccomando vi aspetto alle 12. Ma Marco, adesso dovresti avvicinarti alla camera. Vieni vicino, vicino. Ecco. Adesso devi ripetere con me. Io compro siciliano! Siciliano! E non comprate da altri. Io compro siciliano. Evviva la Sicilia, evviva le aziende siciliane, evviva i prodotti siciliani, evviva gli artisti siciliani. Non comprate gli artisti del posto, comprate a noi altri. Grande Marco Manera, ti voglio bene, grazie per essere stato con noi. Ciao, ciao, grazie a voi. Sigla!